Visita stamani ad Agrigento del ministro della Giustizia Andrea Orlando e del leader del Partito Democratico Matteo Renzi, che su invito del sindaco Lillo Firetto hanno visitato la stanza della memoria del giudice Rosario Livatino, magistrato ucciso dalla mafia il 21 settembre del 1990. Presenti in Piazza Gallo le massime autorità civili e militari, oltre che numerosi curiosi, simpatizzanti del PD, e parlamentari attivi come Maria Iacono, il neoeletto Catanzaro alla Regione, il segretario provinciale Zambito, Nuccio Cusumano. Renzi, prima di salire al primo piano e visitare la stanza dell'ex Palazzo di Giustizia di Agrigento, si è voluto intrattenere con il presidente Luigi D'Angelo, con il procuratore capo Luigi Patronaggio e il presidente del Tribunale Falcone, a fare gli onori di casa il prefetto di Agrigento Nicola Diomede. Oggi il nostro viaggio in tutte le province italiane, che si avvia ormai alla conclusione, il viaggio del Partito Democratico tocca un luogo che è particolarmente caro alla memoria e alla sensibilità di tutti noi. È il luogo nel quale ha lavorato il giudice Rosario Livatino, che il 21 settembre del 1990 perse la vita nel modo che tutti ricordiamo e che è stato un testimone autentico, credibile, come diceva lui, oltre che credente, dei valori profondi dell'umanità e dei valori profondi della Carta Costituzionale, oltre che di una intensa e straordinaria vita di fede che lo ha reso in questo momento che ha aperto la causa per la sua beatificazione. E sono particolarmente felice che in questo viaggio in cui siamo venuti a rendere omaggio alla memoria di Livatino siamo stati assieme al Ministro della Giustizia, che è ovviamente un compagno e collega di partito, ma che è qui innanzitutto come Ministro di Grazia e Giustizia, come il Ministro di quel dicastero a cui Livatino apparteneva, e sono grato a Andrea Orlando per essere qua, così come sono grato al Sindaco Lillo Firetto per averci accolto, ma anche per aver deciso di sloggiare, di spostare l'ufficio tecnico del Comune, perché questo è diventato l'ufficio del Comune, per dare un luogo alla memoria di il luogo nel quale Livatino lavorava, restituirlo alla memoria. Ecco, e chiudo, a mio giudizio, nella fase che stiamo vivendo, tutto ciò che è memoria, tutto ciò che è recupero della storia del nostro Paese è fondamentale. E allora la memoria dei nostri martiri e dei nostri eroi aiuti soprattutto la nuova generazione ad essere capace di avere dei valori altrettanto forti e intensi. Renzi si aspettava, scusi una battuta un attimo, siamo ad Agrigento, la città del ministro Alfano, si aspettava queste dimissioni del ministro Alfano dall'impegno politico? Lei è il segretario del partito, Alfano l'ha sostenuta per tanti anni e le ha permesso di andare avanti, quindi mi sembra giusto una domanda in merito. Sì, non voglio sembrare scortese, in tutto il viaggio 108 tappe abbiamo sempre risposto sull'oggetto della discussione della tappa e non su altro, quindi di conseguenza